How sweet the sound. Il canto gospel di Jasmine, compagna di Gianmarco Maggiolini, in onore di Rosalia Luzzatto. I due abitanti di Castello hanno deciso di donare una pietra d'inciampo per ricordare l'anziana donna che insieme al marito Augusto Porto Cohen fu deportata da Auschwitz nel gennaio del 1944 e venne immediatamente uccisa nel campo di concentramento. Siamo di nuovo qua a parlare sempre di violenza, guerra, distruzione, genocidi. Purtroppo la storia non insegna niente e questo è un monito, ecco. Dobbiamo ricordare quello che è successo 80 anni fa e che purtroppo rischia di ripetersi. 20 deportati razziali, 3 politici e 3 internati militari. Sono 26 le nuove pietre commemorative che l'artista tedesco Günter Demnig avrà disseminato tra oggi e domani a Venezia, Mestre e Favaro Veneto, quando non sono i cittadini e il comune a farsene carico. Raggiungiamo le 185 pietre e questo fa di Venezia la terza città dopo Milano e Roma per posa di pietre d'inciampo. Insomma, in questa città c'è grande sensibilità e grande voglia di far sì che questa storia non venga mai dimenticata. L'iniziativa delle pietre d'inciampo è un'iniziativa importantissima e bisogna riconoscerla. Finalmente rimarrà un segno, poi vedremo come verrà elaborato questo segno, se verrà riconosciuto, se come dire, chi abita accanto alla pietra d'inciampo si sentirà in dovere di pulirla. La pietra è una possibilità di fare memoria, diciamo così, poi bisogna vedere come viene usata.